Oggi ci troviamo sulla strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia e vi do il benvenuto nell'azienda agricola La Sclusa, che è un'azienda vitivinicola dei colli orientali del Friuli. Siamo in comune di Cividale e queste sono le colline, siamo alla vigilia della vendemmia e siamo sulle colline di Spessa di Cividale. Oggi vi presenterò il Friulano 12 Viti, che è una particolarità non solo della nostra azienda, ma è una particolarità di tutti i colli orientali del Friuli. È un progetto partito nel 2005 in collaborazione con il Consorzio Colli Orientali, l'Università di Udine e i vivai cooperativi di Rauscedo. Il progetto consiste nel recupero di vecchi vitigni ormai con un'età di 80, 90 o 100 anni, che sono dislocati sulle nostre colline dei colli orientali, e quindi è stata fatta un'accurata selezione degli anni delle viti, che poi alla fine è una selezione massale di questo territorio. Sono state recuperate, sono state reimpiantate su porte innesti nuove da parte dei vivai cooperativi, e quindi hanno trovato il sito in un nostro vigneto, in un nostro terreno qui vicino all'azienda. E quello che mi piace ricordare è che il progetto prevede appunto il recupero di queste viti secolari, che altrimenti è un patrimonio genetico che sarebbe andato perso. Quindi sono stati piantati 12 filari derivanti da 12 vigneti diversi, che vengono costantemente monitorati già dal 2005, e quindi nei vari passaggi che ci sono stati nei vari anni. Il primo anno di produzione alla fine è stato nel 2015, e quindi questo sarebbe il quinto anno di produzione, ed è veramente una particolarità nel sentire questi gusti e questi sapori che derivano un po' dal vecchio nostro Tokai, che ha sempre popolato le colline di questo territorio. Vi aspettiamo presso la nostra cantina a fare le degustazioni, siamo aperti tutti i giorni.